oggi si assegneranno i titoli individuali di campione regionale e di squadra, quindi è un momento conclusivo molto importante, ed è molto importante anche perché conferma una vitalità enorme del nostro movimento, in particolare del settore promozionale, che vede qui partecipare in maniera massiccia. Solo nella categoria ragazze sono partite più di 200 atlete, ma in tutte le categorie c'è una grande affluenza. Per quanto riguarda la partecipazione, abbiamo visto che c'è stata un notevole incremento rispetto agli altri anni, questo non dovuto solo al fatto delle iscrizioni online, ma soprattutto al fatto dell'incremento proprio societario a livello di società, specialmente nei settori giovanili. L'abbiamo visto anche stamattina con partenze che erano anni che non registravamo così numerose. Teatro della manifestazione conclusiva della stagione del cross veneto, l'area dell'ex ippodromo di Vedelago in provincia di Treviso. Volevo ringraziare quindi la FIDAL per aver dato a Vedelago l'opportunità di darsi modo di organizzare questa manifestazione, e a tutti coloro e tutti i volontari che si sono dati da fare perché questa riuscisse. Vedelago in primis vuole mettersi a fronte di una promozione sportiva e unire il connubio tra giovani atleti e atleti un po' più adulti, in modo tale che siano anche da riferimento per i nostri giovani atleti. L'evento di oggi è stato possibile farlo grazie all'impegno del gruppo atletica di Vedelago, un gruppo che storicamente è presente qui a Vedelago, fa attività con il settore giovanile e soprattutto grazie al volontariato che noi troviamo dentro a questa realtà sportiva siamo in grado di portare avanti questi eventi fondamentali e importanti. Quindi viva lo sport, viva Vedelago! Tanti i titoli regionali individuali e di squadra in palio per la giornata conclusiva della stagione invernale di cross, che viene assegnata alla Marca per il secondo anno consecutivo. Numeri importanti quelli di Treviso, con 46 società e 3.300 atleti tesserati. È la qualità che si esprime da questo movimento che è fondamentale, perché i numeri in alcuni casi sono sempre riduttivi della vera situazione locale. Il fatto che sia arrivata qui la festa del cross regionale non è un caso, è il giusto premio per l'attività fatta da questo movimento trevisano. I primi a percorrere il tracciato sono stati i master di tutte le categorie. Villanova Sernaglia tra gli uomini e Idealdor Liberta San Biagio tra le donne si sono imposte nella classifica per società. Tra le master 35 successo per l'atletica Sernaglia. Una bella giornata, tanta gente, un'organizzazione perfetta, impeccabile, dallo stand, da tutto come è organizzato. Poi la gara, niente, questa settimana ho fatto scarico, anzi mi sono allenata meno del solito. Sono partita, è andata bene, ho tenuto. Io quando sento il corpo che reagisce, la mente anche, vado. Un'ottima organizzazione da parte del gruppo Atletica Vedelago, da sempre in prima fila nella gestione di grandi eventi come la maratona, che dopo anni di collaborazione con Assindustria Sport Padova, da quest'anno continuerà da sola con la 24esima edizione, grazie all'appoggio delle istituzioni e della Banca di Credito Trevigiano. Torniamo ad organizzare in primis la nostra maratona, sarà la maratona della Castellana, a brevissimo avremo la presentazione ufficiale e si correrà il 2 ottobre. Credito Trevigiano con l'Atletica Vedelago, fra virgolette, è quasi un'unica realtà, non come sponsor, non come, ma come finalità, quello di stare vicino ai giovani, a quel sport naturale che è l'atletica giovanile soprattutto, che è quella che interessa soprattutto al Credito Trevigiano. E i giovani erano tanti, si sono divertiti dandosi battaglia tra le curve di un percorso pianeggiante ma difficile, in una giornata in cui è stato il sole a farla da padrone. Nella categoria ragazzi, vittoria per Emma Girardello dell'Assindustria Rovigo e per un emozionato Gemal Furlani delle Fiamme Oro. Sono stata contenta perché alla fine dall'inizio ero ansioso, tutto, non riuscivo, dopo alla fine staccato, sono contento. I cadetti invece si sono dati battaglia non solo per la conquista del titolo regionale, ma anche per guadagnarsi una convocazione in vista dei campionati italiani per regioni in programma a 9 nel weekend del 19-20 marzo. È stata una gara un po' strana, sono stati dei cambi di testa, un'altra partita è andata via e comunque dai, è andata bene, siamo riusciti a prenderla, per fortuna. Abbiamo fatto un po', c'era il rettilineo lungo, che andava bene perché così c'era più possibilità di fare sprint. Sono stata soddisfatta. Il percorso era molto sassoso, sebbene fosse
tutto pianeggiante sull'erba. Ho cercato di controllare, diciamo, quelli che pensavo che fossero i miei avversari più forti e sono stato tutta la gara, diciamo, dietro. Poi ho avuto paura un momento quando un ragazzo è partito, però poi sono riuscito a 200 metri dalla fine a prenderlo e è andata bene. E se nelle categorie giovanili è stata la Vissabano a conquistare la Coppa regionale, tra gli assoluti applausi per gli uomini dell'atletica vicentina e le donne dell'atletica Città di Padova. Ma partiamo con ordine dagli allievi. Il successo è andato ad Alessio Morini, proprio dell'atletica vicentina. Un primo posto e, come ci suggerisce il suo presidente, una media dell'8 al liceo classico. Gli ultimi 4 km sono stati durissimi, cioè il primo chilometro era stato leggero, poi è cominciato un po' a aumentare il ritmo e lì c'è stata un po' la differenza tra me e i 3 davanti e quelli dietro, quindi siamo andati via. Alla fine, gli ultimi 2 chilometri, prendo le curve da primo, l'altro perdeva un po' in curva, sentivo che si staccava in curva per ritornare rettilineo, quindi ha perso tantissima energia là. Io ho giocato su questo e alla fine sono riuscito a vincere. Tra le juniores doppio successo per i fratelli Titon, che si confermano la coppia più titolata dell'atletica leggera veneta. Per loro tanta soddisfazione per la vittoria, ma moltissimo rammarico per quella che pensavano essere una mancata convocazione al mondiale di cross. Questa per noi è quasi una rivincita, insomma, perché eravamo pieni di insoddisfazione e rabbia dopo ciò che è successo per i mondiali e quindi era importante per noi far vedere a tutti che siamo atleti di gran valore e che abbiamo voglia di fare. E alla FIDAL pare abbiano apprezzato la prova di Letizia, che invece è stata convocata per il mondiale di cross di fine marzo. Intanto scorrono le immagini del cross corto maschile e femminile, dove ad imporsi sono stati Francesca Smiderle per l'Asi Veneto ed Antonio Garavello per Assindustria Sport Padova, mentre nei 10 km si sono imposti Simone Gobbo dell'Atletica San Rocco e Silvia Sommaggio per la Città di Padova. Ma sentiamo i protagonisti dei 4 km. Sono molto soddisfatta del risultato, il percorso era bellissimo secondo il mio punto di vista, a me molto favorevole, e ho voluto imporre subito il ritmo per vedere anche un po' come andava. Avevo bisogno di un riscontro visto che non ho potuto fare i campionati italiani di società di cross e questo praticamente era l'ultimo appuntamento della stagione, quindi ho voluto dare prova di quello che potevo fare. Finalmente quest'anno riesco ad avere continuità negli allenamenti e i risultati poi se uno si allena con continuità arrivano senz'altro, quindi sono molto contento. Per quanto riguarda il futuro immediato farò qualche settimana di scarico e poi ricomincio con la pista dove voglio correre bene. Cala al sipario su una bellissima manifestazione che ha visto tanti talenti al via sfidarsi per la conquista dei titoli regionali. Aspettando i campionati italiani per regioni di 9 ci si dà appuntamento al prossimo weekend, ancora un grande evento in programma. Sabato 12 a Campo San Piero sarà ospitata la festa regionale, l'annuale festa dell'atletica, alla quale io invito tutti gli appassionati, perché sarà un momento dove avremo modo di premiare, di dare riconoscimenti oltre che agli atleti, anche ai dirigenti, anche ai tecnici, ai giudici, ma anche a personalità al di fuori del nostro ambiente, che, come gli amministratori pubblici, i giornalisti, che ci seguono e che fanno in modo che l'atletica fanno in modo di promuovere l'atletica e quindi hanno anche loro dei meriti, diciamo così, per i risultati che riusciamo a ottenere.